Lo strano viaggio di Narana. In una giornata gelida ma soleggiata, Narana si accinse al lungo cammino per tornare al suo villaggio. Era andata a trovare sua sorella sulle colline e ora stava tornando a casa sulla costa da suo marito e dai suoi figli. Narana si mise ai piedi le racchette da neve e iniziò il suo percorso attraverso la neve soffice. Ma tutto a un tratto il tempo cambiò. Il vento si faceva sempre più forte e sollevava la neve, e la povera Narana riusciva a malapena a vedere dove stesse andando. Poi la tormenta infuriò e il vento impetuoso la gettò per terra. Rotolò da un lato all'altro, sballottata dalla tempesta, fino a trovare riparo fra quelli che le sembrarono i tronchi di due grossi alberi. Finalmente la tormenta si calmò e il cielo si schiarì. Ma Narana non aveva idea di dove si trovasse. Di fronte a lei si stagliavano 4 promontori, ricurvi come le dita di una mano enorme, su cui crescevano dei cespugli scuri e spinosi. Al cader della notte raggiunse la cima più alta e riuscì a trovare una grotta in cui ripararsi dal vento. Stanca e infelice, si accoccolò e prese sonno. Al mattino Narana camminò lungo il crinale della strana collina. Da una parte il pendio era coperto dai curiosi cespugli, dall'altro lato era percorso da grosse striature blu, come se ci fossero stati dei fiumi sotterranei. Si lasciò scivolare giù e cominciò ad arrampicarsi dall'altra parte. Camminò per ore e ogni tanto sentiva certi strani rumori gorgoglianti sotto i piedi. Ma che strano posto è questo, pensava. Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Chissà dove mi trovo. Cammina, arrivò in una vasta pianura e in lontananza vide una grande foresta nera che sembrava toccare il cielo. Narana arrancò in quella direzione, ma prima di arrivarci si imbatté in un altro bosco, dove si fermò a ripararsi per la notte. Narana era stanca e affamata. Mangiò una manciata di neve per calmare la sete, ma tutte le sue provviste di cibo erano andate perdute nella tormenta. Aveva appena iniziato a camminare verso la grande foresta nera, quando sentì il terreno muoversi e tremare sotto i piedi. Boom, 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 faceva con battiti irregolari. È un terremoto, pensò. La terra si aprirà e mi inghiottirà. All'improvviso l'aria fu invasa da un rumore forte come un tuono. Chi sei? E cosa ci fai qui, dove non viene mai nessuno? Da principio Narana non poté spiccicare parola. Si guardò intorno, ma non riuscì a vedere nessuno. Io sono Narana, disse infine rivolta verso il cielo con la voce che le tremava di paura. Stavo tornando a casa mia quando ho perso la strada a causa della tormenta. Chi sei tu? Cosa sei tu? Uno spirito della montagna? No, io sono un gigante, tuonò la voce. Mi chiamo Kinak. Dormo qui solitario, nella grande piana, per potermi stiracchiare senza schiacciare i villaggi o gli alberi.
Ma dove sei? Chiese Narana, continuando a guardarsi intorno. Sono sotto di te, Narana. Mi stai scaldando da 2 giorni. Hai cominciato dalla mia mano sinistra e ora sei sopra il mio cuore. Immagino che lo sentirai. Sì, lo sento. Oh, spero di non averti fatto male. La terra tremò di nuovo, anche più violentemente di prima, e Narana venne scaraventata di qua e di là, mentre la risata del gigante risuonava lontano per miglia e miglia attraverso le vallate. No, piccolina, non mi hai fatto male, nemmeno il solletico. I branchi di renne mi danno un po' fastidio, ma un umano è niente per me. Il gigante ridacchiò e di nuovo Narana ruzzolò nella neve. Ti ho vista per la prima volta quando ti eri accoccolata fra il mio pollice e l'indice. Poi ti sei arrampicata sulla mia mano, sul polso, su per il braccio, fino allo stomaco. Quella che vedi davanti a te è la mia barba. Ma ora non riesco a vederti bene, a meno che non alzi la testa e la chini. Vuoi arrampicarti sulla mia faccia? Ci volle un sacco di tempo perché Narana si arrampicasse fino alla faccia di Kinak. Per non addentrarsi nella foresta della sua barba, pensò di procedere lungo il collo e di scalare l'orecchio. Faresti meglio ad andare dritta fino alla punta del naso. Non vorrei inghiottirti per sbaglio. Narana chiese al gigante di bisbigliare, perché la sua voce era spaventosamente forte per lei. Malgrado ciò, quando lui parlò, cadde tramortita. Invece lei, per farsi sentire, doveva gridare. «Devo andarmene, Kinak!» disse. «Sono già in ritardo di 2 giorni e la mia famiglia sarà terribilmente in pensiero per me.» «Beh, se proprio devi andare, ma mi mancherai, Narana. A volte ci si sente molto soli quassù. Beh, almeno potrò stiracchiarmi a dovere e girarmi sul fianco. Non mi sono più mosso da quando ti ho vista, per paura di schiacciarti.» «Grazie, Kinak! Sei stato davvero gentile!» disse Narana. «Ma dove mi trovo?» «Non ha importanza, piccolina. Tu dove abiti?» «Nel villaggio di Tivnu, vicino al mare.» «Non è molto lontano, allora. Ti soffierò fino lì.» «Che intendi dire?» «Arrampicati sul mio labbro inferiore e siediti con la schiena verso di me.» Narana fece come il gigante le aveva detto e si sedette sul suo labbro. Sotto di lei la terra cominciò a gonfiarsi mentre Kinak prendeva fiato. Egli soffiò garbatamente e lei volò via dal suo labbro, proiettata nell'aria, girando su se stessa come un turbine. Pochi secondi dopo atterrò su un grande cumulo di neve, sana e salva. Si alzò, scosse la neve dai suoi abiti e proprio di fronte a lei, a pochi minuti di cammino, vide il villaggio di Tivnu. Mentre Narana correva felice verso casa, le parve di sentire in lontananza come un susseguirsi di tuoni rombanti. Sembrava quasi che un gigante stesse singhiozzando. Rabarbaro Ted.
conoscevo uno strano ometto. Si chiamava Rabarbaro Ted, perché portava il rabarbaro al posto del berretto. Mi ero abituata a vederlo così e non ne ero sorpresa. Quando poi lo vidi un dì che un porro per cappello s'era preso. Per cortesia, gli chiesi, mi può spiegare la ragione? Lui disse, un porro in testa perché il rabarbaro è fuori stagione. Gobbolino, il gatto di casa. In una notte senza stelle, il piccolo Gobbolino stava trotterellando per un sentiero della foresta, quando vide un vecchio boscaiolo che camminava davanti a lui carico di legna. Gobbolino si sentiva solo e sperduto e fu felice di vedere qualcuno. Così si mise silenziosamente alle calcagna del boscaiolo fino a che giunsero a una minuscola casetta. Il vecchio mise giù il fardello e solo in quel momento si accorse di Gobbolino. «Beh, e tu da dove salti fuori?» disse. «Forse hai fame? Vorresti bere una tazza di latte nella mia cucina?» E così dicendo aprì la porta della casetta. Gobbolino non stava in sé dallo stupore. In mezzo alla cucina c'era Rosabella, la cameriera che aveva servito dama Alice nella torre della foresta. Era la nipote del boscaiolo. «Rosabella, cosa ci fai qui?» si stupì il vecchio. «Perché non sai con la tua dama alla torre?» Rosabella non aveva ancora risposto quando vide Gobbolino sulla soglia. «Mandalo via!» strillò. «Mandalo via! È il gatto di una strega! Ha fatto cadere la torre, ha svegliato il drago! Ti prego, nonno, mandalo via!» Ma il boscaiolo sollevò Gobbolino e gli parlò dolcemente. «È forse vero. Sei davvero il gatto di una strega?» Per tutta risposta Gobbolino emise un lungo e triste miau. Il vecchio boscaiolo non poteva credere che un gattino così bello fosse capace di fare qualcosa di veramente malvagio e rifiutò di scacciare Gobbolino. E benché all'inizio Rosabella brontolasse e si rifiutasse di parlare a Gobbolino, dopo qualche giorno lo prese a benvolere anche lei. Ogni mattina Gobbolino stava comodamente seduto su una sedia mentre Rosabella lavava i piatti e preparava il pranzo, e ogni sera ascoltava come Rosabella chiedeva a suo nonno del denaro per comprarsi il vestito nuovo. Lo pregò e lo ripregò, finché alla fine il nonno, che non era ricco, le diede una moneta d'argento. Ora Rosabella avrebbe dovuto aspettare che la merciaia ambulante passasse da quelle parti coi suoi nastri e le sue sete. Pochi giorni dopo la venditrice arrivò. «Entra a riscaldarti e mostrami le tue mercanzie», disse Rosabella. Mentre legava il suo asinello fuori della porta, la donna ridacchiò. C'era qualcosa nella sua risata che fece rizzare il pelo a Gobbolino e lo spinse a guardarla più da vicino. «Solo le streghe ridono così e hanno un naso così lungo e ricurvo», pensò. Dopo molto guardare, Rosabella scelse una stoffa del colore dell'oro puro, così luminosa che luccicava al sole. «Quanto costerebbe un vestito di questa bellissima seta?» domandò. «2 monete d'argento», disse la strega. «Oh, ne ho soltanto una». «Cosa credi? Che io vada in giro regalandola la mia mercanzia?» E così dicendo la strega cominciò a raccogliere le cose. Un momento, aspetta. Non vorresti qualcosa in cambio? Non vorresti la mia moneta d'argento e una di queste torte? O la mia coperta di seta? O il nostro orologio a cucù?» rise la megera. «Io mangio bacche selvatiche, dormo nei fossi e riesco a sapere che ora è guardando il sole e la luna. Non mi servono né torte
porte, né coperte, né orologi. Ma c'è una cosuccia che prenderei in cambio, cara. Dammi quel bel gatto e la tua moneta d'argento, e io ti darò la stoffa. Ma il gatto è di mio nonno, disse Rosabella. Non mi perdonerebbe mai se dessi via Gobbolino. Beh, non importa, ma se cambi idea sappi che io sarò nella capanna di legno in fondo alla foresta per 3 giorni. Durante i 2 giorni seguenti, Rosabella fu di pessimo umore, ma d'improvviso il suo atteggiamento cambiò. Offrì a Gobbolino una ciotola piena di panna e gli sussurrò: «Oh, bel Gobbolino, guarda, questo è il mio sacchetto di velluto più bello. Non pensi che sarebbe un bel lettino per te?» Ma che gentile, pensò Gobbolino. Sbagliavo proprio, pensando che fosse una scorbutica, e con un balzo si infilò nel sacchetto. Con una mossa lesta, Rosabella tirò i nastri del sacchetto, in modo che Gobbolino non potesse uscire. «Ecco fatto, ora potrò avere il mio vestito d'oro. Al nonno dirò che sei scappato». E corse nella foresta col sacchetto di velluto finché raggiunse la capanna. La megera stava proprio andandosene. Gracchiò. Sapevo che saresti venuta. Prese il sacchetto, lo appese alla sella dell'asinello e diede a Rosabella la stoffa dorata in cambio di Gobbolino e della moneta d'argento. Per giorni e giorni Gobbolino attraversò la desolata landa delle streghe, dove il sole non brilla mai. Un bel giorno la falice ambulante si fermò per far visita a un'amica che abitava in una grotta sopra un'alta montagna. Davanti alla grotta stava seduto un giovane gatto nero con gli occhi verdi come l'erba. Era Sutica, la gemella di Gobbolino. I 2 gattini furono molto contenti di rivedersi. Mangiarono dalla stessa ciotola una minestra cotta nel calderone della strega e poi Sutica mostrò a Gobbolino tutti i trucchi che aveva imparato. Fece uscire una musica strana dal calderone e un'intera famiglia di porcellini volanti prese a danzare per la grotta. Rese invisibile la strega e per un momento rese Gobbolino tutto rosso come una fiamma. «Adesso facci vedere qualcuno dei tuoi trucchi, Gobbolino!» Ma lui non sa far niente, sghigna vecchia venditrice ambulante. Qualche scintilla, qualche sparizione nell'aria e basta. Questo sciocco gatto rifiuta assolutamente di fare qualcosa di malvagio. «È vero», disse Gobbolino, «non ho mai voluto essere il gatto di una strega. I gatti delle streghe sono cattivi e cattivi, e gli incantesimi delle streghe sono così crudeli». «Gatto miserabile!» urlò la strega. «Crudeli? È questo il modo di parlare per un gatto di strega?» E così dicendo lo acchiappò per la collottola e lo scaraventò nel calderone. Gobbolino affondava, si dibatteva e soffocava, e tutta la magia che faceva di lui un gatto della strega svanì nella mistura puzzolente del pentolone. «Presto, salta su, fratello!» disse Sutica montando su una scopa. Gobbolino, mezzo soffocato, riuscì a tirare fuori una zampina dal calderone e si afferrò alla scopa. Volarono su, sempre più in alto, sopra la montagna dell'uragano. «Oh, grazie per avermi salvato la vita, Sutica», singhiozzò Gobbolino. «Mille grazie, davvero». «Non mi devi ringraziare», disse Sutica. «Dopotutto sei mio fratello. Però sei la vergogna della famiglia e non voglio vederti mai più. Ti lascio ora. Devo tornare a casa». Un momento dopo gridò: «Salta!» e dette una lieve spinta con la zampa a Gobbolino, che precipitò giù e alla fine andò a cadere proprio in mezzo a un freddo fiume. «Aiuto! Affogo! Affogo!» gridò Gobbolino. Prima
Quando era un gattino della strega, sapeva nuotare come un pesce, ma ora poteva solo annaspare e battere l'acqua con le zampine. Per fortuna, dei ragazzi stavano giocando sulla sponda del fiume. «Guardate, guardate!» gridarono. «Un gattino! Presto, presto! Tiriamolo fuori!» I ragazzi corsero a prendere un bastone e pescarono Gobbolino insuppato d'acqua. «Oh!» gridarono in coro. «Ma è Gobbolino! Il gattino che abbiamo salvato tanto tempo fa! Fai ancora uscire le scintille dal naso? Riesci ancora a sparire?» Scosse la testa tristemente, ma i ragazzi continuarono a tenerlo affettuosamente in braccio e lo portarono a casa. «Guarda chi abbiamo pescato nel fiume mentre stava affogando», dissero al loro babbo. «Il gattino della strega è tornato!» «I gatti delle streghe sanno nuotare e non affogano mai», rispose il babbo. Poi prese Gobbolino e lo osservò attentamente. «Questo non è un gatto di strega», disse. «Questo è un comune gatto di casa». «Allora possiamo tenerlo?» «Certo, perché no?» I ragazzi, colmi di gioia, andarono tutti a dormire. La moglie del fattore dette a Gobbolino una ciotola piena di panna. Poi il nostro piccolo gattino si arrampicò sul suo grembo e si appisolò. Finalmente, dopo tante strane avventure, Gobbolino era felice e contento. Aveva trovato una casa per sempre. Era Gobbolino, il gatto di casa. I vicini rumorosi. In una casetta che sorgeva in mezzo ad altre casette perfettamente uguali, fra la chiesa e la stazione, abitava un uomo molto infelice. Era infelice perché viveva fra un meccanico di motociclette e una maestra di musica. Ogni mattino l'uomo veniva svegliato da colpi di martello, strombazzamenti e rombi di motore che ingranavano, provenienti dal cortile del meccanico. Sembrava che la casa dovesse crollare da un momento all'altro per il fracasso. Poi il primo alunno della giornata arrivava alla casa della maestra di musica e allora giù uno stridere di violini, uno strimpellare di pianoforti, uno spernacchiare di trombe o il lamento stonato di un flauto. Si aveva l'impressione che la musica avrebbe spaccato da un momento all'altro tutti i vetri della casa. L'uomo, che viveva fra questi due vicini rumorosi, le aveva provate tutte. Tappi di cera per le orecchie, copri orecchie imbottiti, cacciare la testa sotto il cuscino, perfino chiudersi nell'armadio. Ma i motori ruggivano e la musica strideva fino a fargli scoppiare la testa. «Così non si può andare avanti», disse fra sé una mattina, ma non riusciva nemmeno ad udire i propri pensieri e dovette quindi urlarlo forte. «Così non si può andare avanti!» Andò dal meccanico che abitava nella casa accanto e gli offrì un bel gruzzolo affinché vendesse la sua casa e se ne andasse. «Agli ordini, comandante», disse il meccanico, che non aveva mai avuto fra le mani unte tanto denaro. «Me ne andrò domani». Poi l'uomo andò dalla maestra di musica e le offrì tutto il denaro che gli restava perché traslocasse. «Oh, ma certo, naturalmente, caro», disse la maestra, che non aveva mai visto tanti soldi in vita sua. «Me ne andrò domani stesso». E così l'uomo della casa di mezzo se ne andò tutto felice a rinchiudersi nell'armadio con un cuscino sulla testa e con i copriorecchi imbottiti per l'ultima volta. E si chiedeva come mai quella fantastica idea non gli fosse venuta in mente prima. Il mattino dopo andò perfino ad aiutare la maestra a fare le valigie. «Spero proprio che abbia trovato un altro bel posticino in cui abitare.
disse, mentre l'aiutava a trasportare il pianoforte giù per le scale. Oh, sì, grazie. Sono stata davvero molto fortunata. Ho saputo che anche il meccanico che vive 2 porte più in là cercava un posto dove andare ad abitare. E così io vado ad abitare nella sua casa e lui verrà ad abitare nella mia. Il giullare Mingherlino. Il giullare Mingherlino era un personaggino patetico. Non usciva quasi mai dalle mura del suo castello in miniatura, perché tutti ridono di un giullare, specialmente se balbetta. E Giullarino detestava che si ridesse di lui. Tutti i giorni Giullarino se ne stava soletto nella sua camera a leggere storie di cavalieri, di draghi e di eroi. Sognava di essere un eroe e di compiere grandi imprese. Sognava di essere un abile spadaccino, ma era troppo goffo. Giullarino si atteneva scrupolosamente alle regole d'armi, ma inciampava sempre nella sua spada. Un giorno, mentre sedeva tristemente, vide Pauracchio, il ragno brutto e feroce che stringeva tra le zampe la regina bianca. Ha rapito la regina! Gridò Giullarino. Devo avvertire il re! E corse attraverso il ponte levatoio. Corse alla grande scacchiera, ma trovò il re e i suoi cavalieri profondamente addormentati. Svegliatevi! È successa una cosa terribile! Gli scacchi si svegliarono con gran tramestio. Date un cavallo a questo coraggioso, ordinò il re, e consegnò a Giullarino la sua spada. Ma perché? Disse Giullarino. Poi sentì un cozzare d'armi. Era il cavaliere nero. Preparati alla tenzone! Tuonò. Tenzone? Gridò Giullarino. Era troppo tardi. Il cavaliere nero aveva già iniziato la sua carta. Ma quando vide Giullarino Mingherlino, scoppiò a ridere. Non posso giostrare con un giullare! E rise così tanto che cadde da cavallo. Povero Giullarino. Tutti si beffavano di lui. Gliel'avrebbe fatta vedere. Avrebbe salvato la regina bianca e galoppò via in cerca di Pauracchio. La salverò! La principessa sul pisello. C'era una volta un giovane principe che abitava una terra lontana, ma non era un principe felice perché non riusciva a trovare una vera principessa da sposare. «Ah, sei davvero troppo esigente», disse la regina madre. «Ti ho presentato le più belle, le più intelligenti, le più affascinanti principesse di questo reame e di tutti i reami che conosco, ma tu non sei mai soddisfatto».
Ti sono molto grato, madre, replicò il principe, ma è così raro trovare una vera principessa, e tuttavia sono sicuro che un giorno o l'altro la troverò. Nel profondo del suo cuore era certo che in qualche luogo, chissà quando, l'avrebbe incontrata, e non smetteva mai di cercare. Ho conosciuto molte ragazze che si definiscono principesse, diceva. Alcune sono bellissime, altre sono molto intelligenti, altre ancora sono affascinanti. Ma la mia principessa deve essere tutto questo insieme e qualcosa di più. Per un anno intero veleggiò intorno al mondo in cerca della sposa perfetta. Visitò palazzi in Persia e in Perù, castelli in Cina e in Spagna, ma non trovò il volto che cercava. Quando tornò nel suo paese, l'estate soleggiata stava tramutandosi in un autunno freddo e grigio. Una notte, non molto tempo dopo il suo ritorno, si scatenò un terribile uragano. I tuoni rombavano, i lampi illuminavano il cielo e un vento gelido si insinuava sotto gli stipiti di porte e finestre del palazzo. Il principe era andato a letto presto al caldo. Il re e la regina, invece, erano rimasti nel salone a leggere. Il vecchio re rabbrividì mentre avvicinava la sua poltrona al fuoco. Sono proprio contento di trovarmi qui al riparo dal freddo. Provo pena al pensiero di quanti sono stati sorpresi fuori casa da questo tempo orribile. Chiunque abbia un po' di buonsenso non si avventurerebbe mai fuori in una notte simile, rispose la regina. Aveva appena finito di dire queste parole quando udirono bussare al portone. E poi di nuovo, e di nuovo con più forza. Il re si precipitò nell'atrio, tirò tutti i chiavistelli e con grande sforzo spalancò la porta. Il vento soffiò dentro una raffica di grandine e pioggia, mentre la luce di un lampo illuminava il porticato. Rabbrividì il re e poi scrutando l'oscurità. Santo cielo, ma chi sei, povera ragazza? Là fuori, nell'infuriare della tempesta, c'era una bella giovinetta, con gli abiti inzuppati d'acqua e le scarpe coperte di fango. I suoi lunghi capelli dorati le cadevano in boccoli umidi sulle spalle. Sono una principessa, disse la straniera battendo i denti. Sì, mia cara, certamente, sorrise il re. Beh, faresti meglio ad entrare, anche se devo dire che non ho mai visto una principessa arrivare senza carrozza. E neppure io, pensò la regina. Saprò subito se si tratta di una vera principessa o no. E così, mentre la giovane straniera si riscaldava davanti al fuoco gustando un pasto caldo, la regina e la sua cameriera si misero al lavoro ai piani superiori. Prima di tutto tolsero tutte le coperte dal letto di una delle camere degli ospiti. Poi la regina pose un pisello secco sul materasso. Dopodiché misero a soqquadro tutti gli armadi del palazzo fino a che riuscirono a trovare altri 20 materassi e infine li collocarono uno sopra l'altro sul pisello secco. C'erano materassi di tutti i colori dell'arcobaleno, di ogni forma e misura, e ognuno di essi era soffice abbastanza da permettere a chiunque un sonno tranquillo. Certo, la vista di tutti quei materassi impilati era un po' strana. Ecco fatto, disse la regina. Ora vedremo se si tratta di una vera principessa o no. E se ne tornò da basso. Ti ho preparato il letto io stessa, disse alla graziosa straniera. Sono sicura che riposerai benissimo. E così la fanciulla andò di sopra, si spogliò e si arrampicò su una scala per raggiungere la sommità del letto. L'uragano si era placato. Al mattino seguente, quando l'ospite scese a fare colazione, la regina sorrideva tra sé. «Come hai dormito, carina?» chiese alla fanciulla mentre si sedevano a tavola. «Sono mortificata di dover dire che non ho dormito affatto bene», rispose la straniera. «È scortese da parte mia dirlo, ma malgrado tutti quei materassi sono stata scomodissima». Ma è impossibile», disse il re. «Ti abbiamo offerto il miglior letto del palazzo».
La giovine arrossì, temendo di essere presa per un'ingrata. Beh, mi pareva di stare sdraiata su un ciottolo e stamattina sono tutta piena di lividi. La regina credeva a malapena alle sue orecchie. «Dunque tu sei veramente una principessa?» esclamò. «Solo una persona di sangue reale può avere una pelle così tenera e sensibile. Solo una principessa potrebbe sentire un pisello secco attraverso 21 materassi». Era esattamente ciò che stava pensando anche il principe. Quando era entrato in sala da pranzo e aveva dato un'occhiata alla bella fanciulla, aveva subito capito che si trattava della principessa dei suoi sogni. Non aveva bisogno della prova di 21 materassi o di un pisello secco. Il suo cuore gli aveva detto subito che aveva trovato la sua vera principessa. Il re proclamò un periodo di festa in tutto il reame affinché ognuno potesse festeggiare il matrimonio del principe e della principessa. E il principe fece mettere il pisello in mostra in una scatola di cristallo nel palazzo del municipio perché tutti potessero vederlo. E lo volete sapere? Il pisello è ancora lì per ricordare il vero e unico amore del principe per la principessa reale. La volpe e il corvo. Un grosso corvo nero volava sopra un campo di grano dorato quando vide delle persone che facevano merenda all'ombra di un castagno. «Ma che colpo di fortuna!» pensò. «Quella gente mi lascerà di sicuro qualche bel bocconcino!» E si appollaiò su un ramo proprio sopra di loro. Aspettò con tanta pazienza che alla fine venne ricompensato. Quando i gitanti se ne andarono, lasciarono un grosso pezzo di formaggio. «Oh, ho fatto proprio bene ad aspettare!» pensò il corvo, mentre scendeva capofitto per prendere il formaggio nel becco. «Come sono intelligente!» E il corvo tornò sul ramo. Stava per cominciare a mangiare quando una volpe strisciò fuori dal campo di grano. «Che delizioso profumo!» disse fra sé e si leccò rumorosamente le labbra. Aveva l'acquolina in bocca mentre alzava la testa per annusare l'aria. Fu allora che vide il corvo con il suo formaggio. Dovete sapere che le volpi sono ghiottissime di formaggio e inoltre sono furbissime. «Ehi, dico, corvo!» esclamò. «Ma che bell'uccello sei! Le tue pinne sono così lucenti, il tuo becco è così splendidamente ricurvo e hai 2 occhi perfettamente rotondi». Il corvo era eccitatissimo per questi complimenti. Alzò la testa e cominciò a pavoneggiarsi sul ramo, sperando che la volpe gli parlasse ancora. E la volpe parlò di nuovo. «Un uccello così bello deve avere anche una splendida voce. Se solo ti potessi sentir cantare, sarei felice per il resto della mia giornata». A queste parole il corvo sporse il petto, aprì il becco e gracchiò rumorosamente. «La la la!» Oh! E il pezzo di formaggio gli cadde dal becco per finire in bocca alla volpe che aspettava lì sotto. «Grazie, mio caro», disse quella. «Adesso conosci il prezzo della vanità». Ridacchiando sotto i baffi, ingoiò il formaggio. Il Natale precoce di Babbo Natale. Babbo Natale terminò di abbottonarsi la sua maglia più pesante, si infilò 2 grossi maglioni, indossò la sua giacca rossa e nell'ingresso prese anche la sciarpa. «Che notte per uscire!» disse, mentre la grandine batteva contro i vetri e fiocchi di neve turbinavano davanti alla porta.
È una serata per stare seduti accanto al fuoco, a mangiare pane arrostito e burro. Si infilò i calzini più pesanti, scosse il fango dagli stivali e cercò i suoi guanti. Mentre si guardava allo specchio pensò: ma per forza la gente crede che io sia grasso, con tutta questa roba addosso. Fuori dalla porta Rodolfo, la renna, scalpitava impaziente di partire. Babbo Natale controllò che ci fossero tutti i regali e galoppò via in uno sfarfallio di neve verso l'inospitale cielo notturno. Hop, hop, hop! Ripeteva a voce alta, ma ciò non lo rallegrava, come sempre. Quest'anno non riesco a entrare nello spirito del Natale, Rodolfo. Ma perché lo fanno sempre venire d'inverno, quando il tempo è così perfido? Rodolfo soffiò sui campanelli della slitta, che erano diventati altrettante palline di ghiaccio. Sono d'accordo, disse. Questo non è tempo per viaggiare. Una renna potrebbe rompersi una gamba. Si fermarono su un tetto ripido, reso scivoloso dal ghiaccio. Rodolfo guardava di sottecchi Babbo Natale, impacciato dai suoi vestiti pesanti. Non potresti fare a meno di passare dal Comignolo quest'anno? Chiese. Babbo Natale scosse la testa. E come potrei entrare allora? Vuoi che bussi alla porta? Infilando cautamente prima un piede e poi l'altro nella cappa del camino, si tappò il naso e si lasciò andare nel buio. Ma aveva addosso dei vestiti troppo grossi per poter scivolare sulla grata del camino e poi nella stanza. Rimase a metà, incuneato, e cominciò a dimenarsi, a brontolare e a trattenere il fiato cercando di rimpicciolirsi. Il fuoco covava ancora sotto la cenere nella grata sotto di lui e gli sbuffi di fumo lo facevano tossire. Intanto le suole dei suoi stivali cominciavano a riscaldarsi un po' troppo. Solo quando Rodolfo gli rovesciò addosso il sacco dei regali, Babbo Natale saltò fuori dal caminetto come il tappo di una bottiglia. Mai più, bofonchiava, mai più. Natale dovrà arrivare più presto l'anno prossimo. E anche quando aveva già distribuito i regali ed era ritornato su, continuava a lamentarsi. Mai più. L'anno prossimo arriverò prima. Quando? Chiese Rodolfo mentre attraversava un cumulo di neve. Luglio! Disse Babbo Natale e si sentì meglio al solo pensiero. Luglio arrivò prestissimo. Babbo Natale era così occupato a preparare i regali che non poté andare nemmeno in vacanza. Beh, dicono che una novità fa bene come una vacanza, disse a Rodolfo. Quest'anno desidero davvero che arrivi Natale. Tira fuori il carretto a 6 ruote, non abbiamo bisogno di prendere quella pesante slitta. Poi Babbo Natale si fece la barba, se la faceva crescere solo d'inverno, per tenere la faccia al caldo, e indossò i suoi jeans preferiti, una maglietta e dei sandali. Si guardò allo specchio. Veloce come un levriero! Esclamò e filò fuori di casa. A causa dell'ondata di calore, tutti i tetti erano asciutti e facili da scalare. Il carretto a 6 ruote scivolava via leggermente e Rodolfo era riposatissimo quando atterrarono sul primo tetto. Il comignolo stretto non rappresentava una difficoltà questa volta. Babbo Natale scivolò giù facilmente, come una lettera nella cassetta della posta. Si piantò sul tappeto starnutendo, col naso pieno di fuliggine. Ma guardandosi attorno, vide che qualcosa non andava. Non c'erano bicchierini di liquore né pezzi di torta a dare il benvenuto a Babbo Natale. Non c'era l'abete, né le decorazioni. Mancavano i regali che babbo e mamma erano soliti scambiarsi fra loro. La casa aveva un aspetto solitario e nudo. Poi a un tratto la verità lo colpì. La famiglia è andata in vacanza! Oh, ma che roba! Sono andati in vacanza senza nemmeno pensare a me! Deluso, risalì dalla cappa del camino con tutti i suoi regali. Non mi aspettavano! Disse mentre a fatica si tirava fuori dal camino fradicio di sudore per il caldo. Sono andati tutti in vacanza, roba da non credersi! Rodolfo intanto aveva un bel da fare per difendersi dai tafani e dalle punture delle zanzare. D'inverno però tutti questi insetti non ci sono, borbottò mulinando la coda. E la stessa cosa capitò nelle altre case che visitarono.
O le famiglie erano in vacanza, oppure i bambini erano ancora svegli perché faceva tanto caldo. Più di una volta Babbo Natale dovette risalire precipitosamente il camino per non farsi vedere. In una famiglia chiamarono perfino la polizia quando sentirono dei rumori strani provenire dal camino. «Un ladro!» dicevano al telefono. «E ce n'è un altro sul tetto!» «Mai più!» disse Babbo Natale mentre galoppava velocemente verso casa. Intanto tutti i regali non consegnati sbattevano rumorosamente dietro di lui. «Presi per dei ladri! Più di questo cosa ti può succedere? Mai più!» Per poter fare le cose per bene, gli toccò consegnarli, come sempre, la vigilia di Natale. Si abbottonò la maglia più pesante, si mise i maglioni, la giaccona rossa con i bordi di pelliccia, si arrotolò la sciarpa e si infilò i guanti. Rodolfo trascinò fuori la pesante slitta e galopparono via in mezzo a una violenta nevicata, senza dire una parola. Babbo Natale non aveva voglia di lanciare il suo grido di incoraggiamento. Hop, hop, hop. Infatti non gli riusciva nemmeno di emettere un piccolo hop. Si era dimenticato di infilare il secondo paio di calze di lana e cominciava a battere i denti. Quando arrivarono al tetto con il comignolo stretto, Babbo Natale si strinse la cintola, si mise un sacco in spalla e si sedette in cima al comignolo. «Non so proprio chi me lo fa fare», bofonchiava, mentre faticosamente si calava giù. Poi sparì alla vista. Di sotto, nella sala, 10 festoni colorati attraversavano il soffitto, come 10 arcobaleni di carta. Un alto abete torreggiava in un portavasi rosso, con i rami spalancati a tenere in equilibrio innumerevoli lucine colorate. I suoi aghi erano adornati da ghirlande argentate. Il riflesso della neve illuminava la stanza di una bianca luce, facendo spiccare i 50 cartoncini di auguri. Buon Natale, tanti auguri, con amore. Per Babbo Natale c'era scritto su un biglietto dorato vicino a una bottiglia di vin dolce e a un pezzo di torta. Babbo Natale bevve, mangiò e si guardò intorno, provando una sensazione sconosciuta di calda tenerezza. Di sopra i ragazzi dormivano, avvolti in calde coperte colorate. Che bellezza il Natale!» sospirò, e un nodo in gola gli impedì di dire hop, hop, hop. Tornò sul tetto. La salita non gli sembrò più così difficile e la sua barba invernale impedì alla fuliggine di andargli su per il naso. «Mi spiace, Rodolfo», disse saltando fuori dal comignolo, «ma in futuro io consegnerò i miei regali solo la vigilia di Natale». Sembrava che Rodolfo non stesse ascoltando. Stava osservando le stelle scintillare sui tetti innevati. Una luna argentata tremò al suono delle campane di Natale. «Hop, hop», disse la renna, emettendo nuvolette di fiato. «Che bellezza il Natale!»